Audio Jungle. Seconda giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5 girone B. Siamo pronti per raccontare una nuova entusiasmante stagione dell'Antenore Sport Padova, che dopo l'entusiasmante promozione dello scorso anno, il suo primo anno di vita, si trova in questa stagione ad affrontare il campionato di Serie C1. È la seconda giornata, ma la prima casalinga per l'Antenore Sport Padova, che torna alla palestra Gozzano, dove 4-5 mesi fa ha festeggiato quella che è stata una grandissima cavalcata che l'ha portata alla promozione in Serie C1. Per questa giornata l'Antenore Sport Padova affronta il San Benedetto Campalto, squadra veneziana che nel primo turno di campionato ha perso per 4-3 contro il Bissuolo, una partita rocambolesca. Invece l'Antenore ha esordito al primo campionato di Serie C1 della sua storia con una vittoria per 1-0 in trasferta sul campo del Perarolo. È tutto pronto per l'inizio di questa partita, si sta riempiendo anche il Palagozzano. L'arbitro è il signor Rosa. L'anno scorso l'Antenore ha dato veramente spettacolo, ha fatto entusiasmare il pubblico. Quest'anno si presenta con ambizioni sicuramente rinnovate, ma avremo modo di parlarne anche a lungo nel corso della telecronaca. Ci sono anche tante conferme e una la vediamo in campo, che è il capitano Federico Crepaldi. La conferma è anche in panchina con coach Alberto Rodriguez, e vedremo se il campione spagnolo continuerà a giocare anche. Fischio dell'arbitro inizia in questo momento con il San Benedetto in maglia nera in possesso di palla. Maglia rossa classica invece per l'Antenore. Andiamo anche a leggere quelle che sono le formazioni in campo, partendo dai padroni di casa dell'Antenore, che schierano in porta con il numero 1 Parisotto. Poi la distinta completa vede con il 2 Zecchinato, 3 Marinaro, 4 Grigio, 5 Alberto Rodriguez, che quindi dovrebbe giocare, con il 6 Secchieri, 7 Bertotti, 8 Scarpulla, 9 Crepaldi, 10 Cinquino, 11 Carraro, 12 Paladin. Proprio Crepaldi adesso va a fermare un'azione di attacco del San Benedetto. San Benedetto che invece schiera con il numero 1 Triboi, con il numero 1 Andone, il 3 Chiritiu, 5 Buzza, il 7 Litvinuc, il 9 Abidar, il 10 Mirto, l'11 Gavajuc, il 12 Gaber, il 14 Pervis e il 17 Marcuta. Antenore in possesso di palla con Secchieri e poi Cinquino. Ancora il servizio per Secchieri, che però chiude il triangolo, ma trova invece Carraro, che va l'1 contro 1, anzi Crepaldi, scusate, Crepaldi prova a mettere in mezzo, fermato dal portiere, il portiere che è Gaber. Poi c'è il tiro che finisce alto. Buono però l'impatto dell'Antenore Sport Padova quando sono passati 1 minuto e 16 secondi dall'inizio della partita. L'Antenore, che nonostante sia una nepromossa, non si può nascondere, visto anche il mercato che ha fatto, è una delle favorite alla promozione finale, non la favorita. È bene il caso di specificarlo. Non ci sarà un campionato come quello dell'anno scorso, in cui l'Antenore fu protagonista anche di diverse goleade. Ancora in attacco i padroni di casa, il tiro che sfiora il palo di Bertotti, ma questo subito un'ottima occasione per l'Antenore a 1 minuto e 50 secondi. Bertotti, il suo tiro che termina a lato. Vediamo come risponde il San Benedetto. Prova a tenere palla a Buzza, fermato in rimessa laterale. Servizio ancora per il pivot, che prova a girarsi molto bene, Litvinovic, poi chiuso da Carraro, che però perde il pallone, esce in presa Parisotto, che forse è stato colpito anche il ginocchio, ma non sembra nulla di grave. Riparte quindi l'Antenore con Crepaldi. Bertotti adesso, Crepaldi chiede palla, viene riservito in questo momento, potrebbe anche andare il tiro, invece si ferma, va di suola, forse c'è un fallo, ma resiste ancora, sono quasi in tre su di lui. Poi il tiro ancora di Bertotti, palla che finisce fuori e ancora lui andrà alla conclusione. Calcio d'angolo quindi per l'Antenore, che è partita subito forte. Crepaldi, il servizio per Cinquino, Bertotti, anzi era Secchieri che ha dato a Bertotti, sua conclusione respinta dal muro, e la rimessa è ovviamente per l'Antenore.
il tiro di Bertotti, però l'arbitro ha visto qualcosa che non andava nella rimessa laterale, probabilmente il pallone era dentro il campo. Fatto sta che c'è l'inversione della rimessa e quindi la palla per il San Benedetto. Adesso c'è la pressione alta dell'Antenore. Crepaldi prova a recuperare palla nella metà campo avversaria e ce la fa, visto che la rimessa è sua. Protesta Litvinuc. L'arbitro però dice che ha visto lui e quindi la rimessa è rossa. Bertotti però non si tiene, anzi no, Bertotti restituisce il pallone, viene anche applaudito ai giocatori del San Benedetto, per cui diciamo sconfessa lui la decisione dell'arbitro, un gesto di estremo fair play. La palla comunque è già stata recuperata dall'Antenore. Crepaldi, Bertotti e poi Secchieri che ha spazio per avanzare, punta l'avversario, può andare sul sinistro, viene chiuso, poi Cinquino, anche lui chiuso in rimessa. Ma è partita forte l'Antenore, chiama uno schema Crepaldi, la rimessa è per Cinquino che serve proprio il capitano che prova ad impostare. C'è Bertotti sulla destra, servito in questo momento, ancora Crepaldi, l'1-2 un po' troppo lungo, chiude Gavajuc e poi serve Litvinuc. Cinquino e recupera il pallone Crepaldi. La rimessa è per il San Benedetto con Gavajuc, poi Buzza scambia ancora con il suo capitano, prova a farsi vedere Litvinuc, il servizio però è per Mirto che deve indietreggiare, poi sfrutta una sponda di un avversario, prova ad andare al tiro, contrastato molto bene però da Cinquino, riparte in contropiede l'Antenore Sport Padova, ancora con Cinquino, si accentra sul destro, ottima però la chiusura di Mirto. Subito ritmi alti per entrambe le squadre, Mirto va anche in dribbling, serve un compagno sulla destra, al tiro, deviazione, attenzione alla palla entrata, è il gol del vantaggio ed è stata probabilmente un'autorete, ma fatto sta che alla prima azione il San Benedetto si porta in vantaggio, un gol rocambolesco, ma quel che conta è che dopo 5 minuti e 30 il San Benedetto è in vantaggio in casa dell'Antenore Sport Padova. E quindi un po' a sorpresa San Benedetto si è portato in vantaggio, non ho visto di che è stata l'ultima deviazione dell'Antenore, c'è subito anche un cambio, è entrato Carraro al posto di Crepaldi, ottima prestazione di Bertotti che prova anche a scartare il portiere ma viene chiuso. Carraro può andare al tiro con il sinistro, è deviato e poi saggiamente Secchieri lascia andare in calcio d'angolo, deve quindi inseguire l'Antenore. Si è mostrata cinica il San Benedetto, alla prima occasione è passato in vantaggio. Attenzione adesso al calcio d'angolo, nulla di fatto, però ancora San Benedetto che può andare in contropiede, c'era Litvinuc tutto solo, fortunatamente ha chiuso la difesa dell'Antenore. Bravo qui a strappare il pallone Cinquino dietro per Carraro che però si trova chiuso, combatte, va con il tacco ma sbaglia. Litvinuc però non impensierisce il portiere, adesso il contropiede è per l'Antenore, Bertotti si accentra, il destro, para Gaber. Adesso le squadre sono un po' lunghe già, attenzione a Mirto, in servizio sulla sinistra, ancora Mirto, forse c'è un fallo, infatti calcio di punizione, primo fallo della partita, mentre cambia ancora, rivoluziona la sua squadra mister Rodriguez, dentro anche lo stesso Rodriguez. Completamente cambiato il quintetto rispetto a quello iniziale, a parte il portiere, sono entrati Grigio, Rodriguez e anche Marinaro, che sono quindi in campo con Carraro e Parisotto. Cerca di sfruttare tutte le armi a propria disposizione il tecnico dell'Antenore Sport Padova. Meno di 8 minuti, quindi quintetto rivoluzionato, ma seguiamo questo calcio di punizione, nessun problema per Parisotto che prova a far partire il contropiede. Marinaro riesce a trovare il pallone, va all'indietro per Rodriguez.
Carraro e poi Grigio. Rodriguez, Grigio, cercano l'1-2, fermato, fallo laterale. Carraro, Marinaro, ora Rodriguez. Rodriguez si fa fermare, quindi può andare in contropiede il San Benedetto con Buzzà. Ora Mirto non controlla bene il pallone, quindi c'è rimessa per Carraro. All'indietro per Rodriguez. Carraro, un 2 su di lui, gli strappano il pallone. Litvinuc può far ripartire il contropiede alimentato da Buzzà, ancora Litvinuc, l'ultimo tocco è suo, guadagna la rimessa quindi l'Antenore Sport Padova, che però sembra aver accusato un po' il colpo dello sfortunatissimo svantaggio. Grigio, Rodriguez, Grigio, ancora Rodriguez, una finta, poi va sul sinistro, Grigio, la porta vuota e c'è il pareggio dell'Antenore Sport Padova. Ha segnato Grigio da un pareggio meritato dopo 9 minuti e 25 secondi. Trova l'1-1 l'Antenore Sport Padova, ha segnato Grigio. E quindi sale anche l'entusiasmo del Palagozzano, che si sta via via riempendo per questo esordio stagionale dell'Antenore Sport Padova. 1-1 quindi dopo 10 minuti. Ancora adesso attenzione, seguiamo questo attacco del San Benedetto, deve uscire Parisotto ma la porta è vuota, il tiro, la deviazione, ancora succede di tutto, poi la palla termina fuori. Qui l'Antenore, un'azione rocambolesca come quella che aveva portato in vantaggio gli ospiti. Ha funzionato però la mossa di Rodriguez di cambiare tutto il quintetto a parte il portiere. E il neoentrato Grigio ha trovato il gol su un'azione condotta proprio da Alberto Rodriguez. Grigio, Carraro cerca di liberarsi, il pallone è per Rodriguez e poi Marinaro, il tacco di Rodriguez che però rischia, va in contropiede il San Benedetto ed è costretto a ricorrere al fallo per fermare la ripartenza ospite. Marinaro, secondo fallo già per l'Antenore, nessuno invece quello commesso dai giocatori del San Benedetto. Provano a spiegarsi con l'arbitro calciatori di casa. Calcio di punizione per il San Benedetto, non va in porta ma vuole giocarla Gavinic, poi Litvinuc. Adesso cerca di abbassare un po' i ritmi la formazione ospite. Sale il pressing di Grigio, forse commette fallo, la palla però termina in fallo laterale, quindi è solo rimessa. Adesso vediamo che funziona il pressing dell'Antenore, per poco Carraro non ruba palla, si sarebbe trovato a tu per tu col portiere, ma è solo rimessa per l'Antenore. Rodriguez, Carraro, la deviazione frutta una rimessa laterale. Rodriguez, c'è l'inserimento premiato da Rodriguez, questa è veramente una bella azione, se l'è un po' mangiato qua Grigio, che riceve comunque gli applausi della tribuna. Ottimo il pallone però recuperato dall'Antenore. Grigio, Rodriguez, Marinaro di punta, la parata e sfiora il 2-1 l'Antenore. Calcio d'angolo per l'Antenore che spinge, Carraro gli strappa però il pallone a un avversario, riparte a Mirto velocissimo, ancora lui fa tutto da solo, poi però la conclusione è da dimenticare. Interessante però questo numero 10 ospite, Faruk Mirto, classe 97, non è il più giovane in campo perché Abidar, che ancora si deve vedere, del
San Benedetto è un 2001. Attenzione adesso a Marinaro, il cross pericoloso, attraversa tutto lo specchio della porta ma non trova nessun compagno. Ancora prova ad andarsene Pervis, ma si trascina il pallone a lato. Rodriguez, Marinaro, ancora Rodriguez. Carraro si fa vedere grigio, preferisce però andare da Rodriguez. Grigio, Rodriguez, poi Marinaro. Adesso Rodriguez va l'1 contro 1, cerca di guadagnare campo, però si trascina lui il pallone fuori e si rammarica anche con se stesso. Il giocatore allenatore dell'Antenore. Siamo quasi al quarto d'ora di gioco, quasi alla metà di questo primo tempo che finora è fermo sul risultato di 1-1. Lancio lungo di portiere Gaber, non trova nessuno e quindi riparte l'Antenore con Alberto Rodriguez, poi Carraro. Rodriguez pressato da Mirto, deve arrivarsi il pallone, lo fa bene per Grigio che ha spazio. Grigio, Carraro potrebbe andare al tiro, ci va con la punta, colpisce il palo. Sfortunata qua l'Antenore, palo di Carraro. Battuto male il calcio d'angolo qua dall'Antenore che però recupera subito palla con Rodriguez che cerca di allargare per Marinaro, fermato e poi c'è un fallo, attenzione perché è già il terzo dell'Antenore. Mentre a dire qualcosa l'allenatore del San Benedetto, Zennaro, all'arbitro, sta lamentando forse per questo fallo, chiedeva un provvedimento disciplinare. Si stringono comunque la mano al signor Rosa e mister Zennaro. Può ripartire il gioco. Buono ancora il pressing dell'Antenore, recupera palla, Grigio, la conclusione, poi la palla rimane lì. Non riesce a sfruttare questa occasione l'Antenore, vediamo se va in contropiede San Benedetto che però sembra aver abbassato i ritmi rispetto all'avvio. Lancio lungo addosso a Carraro che recupera il pallone, qua c'è un fallo su di lui infatti e viene anche ammonito. Primo fallo e prima ammonizione per il San Benedetto. Applaudono i tifosi di casa e quindi sul taccuino dei cattivi finisce Mirto, Faruk Mirto per questo fallo su Carraro. Vediamo chi si appresterà alla battuta. Ha messo giù il pallone Rodriguez. Si compone la barriera dei veneziani. Vediamo se Rodriguez dà il tiro. Se dovessi scommettere, adesso avrò smentito, ma se dovessi scommettere ha in mente uno schema, ne ha fatti vedere diversi l'anno scorso, è un amante degli schemi da palla da ferma mister Rodriguez. Non crediamo andrà al tiro, vediamo se mi smentirà. Lunga la rincorsa dell'allenatore, giocatore dell'Antenore, infatti è uno schema, servire Carraro, poi Grigio solo, la palla viene respinta sulla linea. Altra grande occasione per l'Antenore. Calcio d'angolo, il tiro al volo di Grigio alto. Lancio lungo, prova ad andare in testa a Crepaldi che nel frattempo era entrato al posto di Carraro. Crepaldi che l'anno scorso è stato il capocannoniere dell'Antenore, nonostante abbia chiuso la stagione con un piccolo guaio muscolare. Non buono qua lo stop del San Benedetto, si fa soffiare palla Pervis ma sfuma l'azione dell'Antenore che però ha già riconquistato la sfera. C'è spazio per Marinaro che può andare, tagliare il campo, va sulla destra, il cross in mezzo, la sponda all'indietro, Rodriguez alto. Bella però questa azione che strappa gli applausi.
Ripartito adesso il San Benedetto, butta via però il pallone, anche se riesce a recuperarlo Pervis, poi lotta con Crepaldi che glielo strappa, Rodriguez e Grigio, spalle alla porta, vuole girarsi, il servizio, poi ancora all'indietro per Crepaldi, è entrato anche Zecchinato sul terreno di gioco, Crepaldi prova il tiro parato dal portiere. Buono qua il pressing di Zecchinato, la rimessa del San Benedetto. Pervis cerca di far scorrere il pallone, la rimessa però è per i padroni di casa, cambia anche per il San Benedetto, esce Mirto, come abbiamo detto uno dei migliori, anche se è stato ammonito. Rodriguez cerca Zecchinato, non lo trova, poi Crepaldi recupera palla, forse c'è stata un'entrata scomposta di Pervis e infatti è gioco pericoloso. Calcio di punizione quindi per l'Antenor. Crepaldi riesce con un po' di fortuna a recuperare il pallone l'Antenor, attenzione l'1 contro 1 di Zecchinato che però si fa recuperare dal portiere. Funziona adesso ancora il pressing dell'Antenor, anche se qua c'è un po' di sfortuna, ma riesce a recuperare Rodriguez con Perissinotto che poi va a lancio lungo. Un po' di confusione qua nella difesa dei padroni di casa. Quando siamo giunti al 20° minuto di gioco, sempre 1-1 il punteggio di una gara molto combattuta, l'Antenor forse sta facendo qualcosa di più. San Benedetto dopo un buon avvio sembra essere un pochino a corto di fiato, ha abbassato i ritmi e sta cercando di difendersi. L'Antenor ha sprecato un paio di occasioni ma continua ad attaccare adesso con Rodriguez. Crepaldi si fa vedere sulla sinistra, parecchio spazio, lo chiudono in due, quindi servizio ancora per Rodriguez. Rodriguez ha cercato l'imbucata per Zecchinato, capisce tutto la difesa di casa, poi è bravo il numero 2 a recuperare. Tamato invece adesso chiamato da San Benedetto e quindi le squadre riposeranno per affrontare poi gli ultimi 9 minuti di questo primo tempo. Sta per riprendere il gioco dopo il primo time out di questa partita chiamato dal San Benedetto. Ultimi 9 minuti del primo tempo, il punteggio è sempre di 1-1 tra Antenor Sport Padova e San Benedetto Campalto. Per la gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C2 di calcio 5, il girone è quello B. C'è Rodriguez sul pallone. Parlavamo un po' di questa stagione ricca di aspettative per l'Antenor che adesso guadagna un calcio d'angolo. Antenor che ha vinto la prima partita per 1-0 a Perarolo. Girone molto interessante questo Veneto, ci sono squadre come Milano, lo Jesolo, c'è anche l'Este, c'è la Vigo Real che era in C1 qualche anno fa. Attenzione adesso però al contropiede del San Benedetto che va a segnare il gol del 2-1 con Suner Pervis e quindi ancora un contropiede vincente per il San Benedetto che si porta nuovamente in vantaggio. Così al 21° minuto e 45 secondi c'è il gol di Pervis ed è un'altra doccia fredda per l'Antenor che stava cercando di trovare il vantaggio. Invece San Benedetto, l'avevamo detto che era un po' sulle gambe in questa seconda parte di primo tempo, invece ha trovato il gol del 2-1 dopo il time out chiamato da mister Zennaro. Vediamo come reagirà l'Antenor che ci ha messo un pochino a carburare nel primo tempo. Dopo il gol del 2-1 invece qua trova subito il pareggio dopo meno di un minuto. Il 2-2 dell'Antenor è firmato da Bertotti, quindi subito parità tra Antenor e San Benedetto. Stavo proprio dicendo che
l'Antenore ci ha messo un po' nel primo tempo a ristabilirsi dopo il gol preso in maniera inaspettata, invece adesso pronti via, ritrovato subito il 2-2. E sono sempre ricche di gol le partite casalinghe della squadra biancorossa. Crepaldi, largo il suo servizio, poi Bertotti, l'autore del 2-2, Rodriguez, Crepaldi. Ottimo lo spunto di Crepaldi che va sul fondo, mette dentro ma non trova nessun compagno. Vediamo il contropiede del San Benedetto, è bravo Rodriguez a chiudere, a servire indietro il portiere. Ancora Rodriguez. C'è largo, riceve Bertotti. Mezzo Crepaldi in questo momento, riceve ma sbaglia completamente la misura del passaggio. Attenzione al contropiede ancora del San Benedetto. Bertotti non riesce a recuperare, c'è la rimessa laterale. Attenzione al colpo di tacco, qua non si è inteso completamente con il compagno Andone, sembrava quasi l'avesse buttata fuori apposta, invece no, è stato proprio un malinteso con il compagno e quindi ha recuperato palla all'Antenore. Esce Rodriguez, applaudito dal pubblico, come ha applaudito anche il neoentrato Cinquino, uno dei prodotti dell'Academy dell'Antenore Sport Padova. Il tiro sfiora il palo, una bella conclusione Bertotti. Ancora Antenore, ancora Cinquino, poi Bertotti ha cercato l'imbucata per Zecchinato, attenzione perché qua è scoperto l'Antenore, c'è l'uscita provvidenziale di Parisotto che apre anche il contropiede. Bertotti, l'uscita del portiere, ancora lui, incredibile questa fase di gioco. Bertotti in mezzo per Zecchinato che però poi si va, diciamo, a infognare e sfuma questa azione. Squadre lunghe adesso. Il passaggio in profondità a cercare Marcuta, per fortuna dell'Antenore è un po' troppo lungo. Crepaldi adesso cerca di far rifiatare anche i suoi perché gli ultimi 2 minuti sono stati giocati a 100 all'ora. Zecchinato però sbaglia, apre ancora lo spazio per il contropiede dell'Antenore, poi però bravissimo il numero 2 a recuperare, a concedere solo la rimessa ai suoi prima di uscire assieme a Bertotti. L'arbitro ha visto qualcosa che non andava, forse deve ribattere la rimessa, sì, contro il fallo. Altri cambi, rientrato l'autore del primo gol Grigio che è in campo con Cinquino e Crepaldi, e se non andiamo errati Secchieri. Crepaldi, Cinquino, il passaggio per Grigio che ha provato la magia con il tacco, risponde però il portiere. Crepaldi, Grigio, buona questa azione. Cinquino, c'è Secchieri, Cinquino prova da solo, poi Grigio perde il pallone. Crepaldi si fa saltare ma costringe ad allungarsi Kirtou. In 2 su di lui, se ne va però molto bene, attenzione, forse ritarda il passaggio, poi la conclusione da lontano fuori da parte di Marcuta, ma adesso è veramente una bella partita, le due squadre si affrontano a viso aperto. San Benedetto che ha superato quella fase in cui sembrava un po' sulle gambe e adesso sta sfruttando anche bene le ripartenze. Fuori Crepaldi, dentro Rodriguez, si fa vedere Grigio. Rodriguez va però da Cinquino che gli restituisce il pallone. C'è Secchieri, Rodriguez però va da Grigio e apre il campo per un'ottima azione dell'Antenore che si conclude però con un cross di Cinquino dove non c'è nessuno. Attenzione qua però l'errore del San Benedetto, ne approfitta Cinquino per segnare il gol del 3-2, così quando siamo giunti al 27° minuto e 30 secondi l'Antenore ribalta il risultato, si porta sul 3-2 grazie al gol di Cinquino. Qua però è stato un brutto regalo della difesa ospite che fin qui era stata una fase di impegno quasi impeccabile, magari aveva un po' sofferto il pressing, qua però non c'era neanche
una situazione di pressing altissimo da parte dell'Antenore. È stato proprio un errore in disimpegno che ci può stare, però è costato il vantaggio dell'Antenore, e il San Benedetto, dopo aver condotto per tutta la partita, insomma è passato 2 volte in vantaggio, 2 volte è stata rimontata, però non si è mai trovata sotto. Proprio negli ultimi minuti del primo tempo adesso deve inseguire l'Antenore, e vediamo se cambierà il copione tattico della partita, un copione che ha visto fin qui l'Antenore fare maggiormente il gioco rispetto agli avversari e il San Benedetto andare di rimessa. Rodriguez ha spazio, però non tira, prova il passaggio ma viene fermato. Recupera però il pallone Rodriguez, poi Grigio ha spazio per andare al tiro, lo prova, colpisce un avversario, recupera però il pallone Cinquino. C'è Secchieri libero ma non viene servito, preferisce il numero 10 andare dal portiere. Sbaglia il passaggio Cinquino, si arrabbia un po' Rodriguez, la palla però era uscita, quindi non è valido questo tiro di Marcuta. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco di questo primo tempo, che l'Antenore sta conducendo per 3-2. Rodriguez, passaggio di Cinquino, serve il portiere, vediamo se gestirà il pallone. Fischia però un fallo il direttore di gara. Ci sono le proteste da parte dei giocatori di casa, perché il pallone che è tornato al portiere non aveva superato la metà campo, e quindi calcio di punizione nonostante le proteste. Calcio di punizione confermato dall'arbitro, attenzione perché questa azione è molto pericolosa. Ma restituisce il pallone, ancora un gesto di fair play. Evidentemente anche i giocatori ospiti si erano resi conto che era stata errata la decisione dell'arbitro, quindi come era stato nella precedenza la decisione dell'Antenore restituire il pallone, anche in questo caso, e diciamo che il San Benedetto qua si è anche fatto sfuggire un'occasione ghiotta, però complimenti alla sportività della formazione di Campalto. Quindi si resta sul 3-2 quando siamo già nel primo minuto di recupero di questo primo tempo, e finisce in questo istante, dopo meno di un minuto di recupero. Le due squadre vanno a riposo con il punteggio di 3-2. L'Antenore Sport Padova sta conducendo quindi sul San Benedetto. Ci sentiamo tra poco per il secondo tempo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra Antenore Sport Padova e San Benedetto Campalto per questa gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Il girone è quello B. Calcio d'inizio della ripresa dato dall'Antenore Sport Padova, che sta conducendo per 3-2 dopo un primo tempo divertente, che ha visto i padroni di casa andare 2 volte sotto, recuperare 2 volte lo svantaggio grazie ai gol di Grigio e Bertotti, e segnare a 3 minuti dal termine 3-2 con Cinquino. Adesso la prima occasione della ripresa per il San Benedetto, angolo troppo però il sinistro Litviniuc, la palla termina fuori. Antenore che si schiera in questo avvio di ripresa con Rodriguez, Carraro, Bertotti e Grigio, il portiere sempre Parisotto, mentre per il San Benedetto con il portiere Gaber ci sono il numero 5 Buzza, il capitano numero 11 Gavajuc, il numero 7 Litviniuc e il numero 3 Cirtoiu. San Benedetto che nel primo tempo è stato molto efficace, soprattutto in avvio, nelle ripartenze. È stato in vantaggio in maniera un po' fortunosa con un'autorete, poi però si è dato il 2-1 con il gol di Pervis. Adesso va ancora in avanti la formazione ospite, guadagna questo calcio d'angolo.
Calcio d'angolo quindi per il San Benedetto, che ricordiamo è reduce da una sconfitta casalinga alla prima giornata. L'Antenore invece ha vinto per 1-0 a Perarolo. Ancora San Benedetto, il pallone indietro per Gavaioc, ci prova di punta, la deviazione di Carraro, il pallone però resta in campo ma è costretto a ripartire dal portiere, che però è cambiato, è Triboi il portiere in campo adesso per il San Benedetto. Carraro recupera il pallone, la mette in fallo laterale. Carraro, che è uno dei nuovi acquisti dell'Antenore, arriva dal Padova, del quale è stato capitano per diverse stagioni negli ultimi anni. Gli altri nuovi acquisti dell'Antenore sono Grigio, che l'abbiamo visto in campo, abbiamo anche segnato. Attenzione però, adesso seguiamo questo attacco dell'Antenore, il tiro ribattuto, poi ancora la conclusione, fuori da Bertotti per 2 volte, è andato vicino al gol del 4-2 dopo 2 minuti e mezzo di questa ripresa. Solo calcio d'angolo quindi per l'Antenore. Rodriguez, Carraro, poi non si intende Rodriguez, può partire il contropiede del San Benedetto, è bravissimo però Carraro ad andare in scivolata per concedere solo l'angolo al San Benedetto. Diciamo dei nuovi acquisti, oltre a Carraro c'è Grigio, anche lui è arrivato dal Padova, poi Bertotti, che l'abbiamo visto a segno nel primo tempo, arrivato dall'estero, un cannoniere, ha una media superiore ai 30 gol all'anno in Serie C2. C'è Cristian Giraldo, che invece è arrivato dal Perarolo, Andrea Pergola, un pivot dell'Arzer Grande, e Carlo Marinaro, l'abbiamo visto anche lui, un laterale che ha molta esperienza in C1 e C2, ha già vinto questo campionato con lo Sporting Padova e oltre a giocare farà anche da preparatore atletico nella grande società che si sta strutturando sempre di più dell'Antenore Sport Padova. Rispetto all'anno scorso invece non ci sono più Francesco Rettore, Alberto Pacagnella, Nicolas Lazzaro e Leonardo Giordano, quest'ultimo è rientrato al Cittadella, era in prestito. Seguiamo questa azione della San Benedetto, chiusa però da Rodriguez allarga proprio per Bertotti. Grigio adesso all'indietro, Rodriguez 1 contro 1, tiene palla e va dietro per Grigio, poi Carraro, buono il servizio ancora per Grigio, non c'è fallo su di lui, la palla termina fuori. Lo staff tecnico è confermato rispetto a quello che l'anno scorso ha vinto il campionato di Serie D. L'allenatore è Rodriguez, che è assistito da Rozzato e Zecchinato. Per completare l'organico c'è invece una new entry, mentre seguiamo Bertotto, il tiro ribattuto sulla linea, tiro di Bertotti. Dicevamo le new entry, la new entry nell'organico, che è Alessandro Mastroni, preparatore dei portieri, e come detto c'è anche Marinaro, che riveste anche il ruolo di preparatore atletico oltre che quello di giocatore. Carraro ci prova da fuori, il suo tiro è ribattuto. Perde palla però qui l'Antenore, attenzione al contropiede, deve salvare Parisotto. Calcio d'angolo per il San Benedetto, che cerca di spingere per trovare il pareggio. Litviniuc si gira bene, ma viene contratta la conclusione di Buzza. Qua ha provato il tiro al volo Gavaioc, fortunatamente per l'Antenore colpo di testa di Grigio l'ha mandato fuori tempo. Buzza di tacco, ancora Antenore con Kirtoiu, poi Gavaioc 1 contro 1 con Rodriguez. Carraro cerca di recuperare il pallone, viene messo giù e c'è calcio di punizione per l'Antenore, primo fallo della ripresa per gli ospiti. L'arbitro adesso giustamente chiede di pulire la macchia di sudore.
lasciata sul parquet dopo il fallo. Carraro va a parlare con l'arbitro. Si riprenderà quindi con il calcio di punizione per l'Antenore. Tenore che, ricordiamo, si presenta quindi con grandi ambizioni questo campionato che, meno dicono gli esperti, dovrebbe essere molto equilibrato. In vetta l'Antenore potrebbe giocare un ruolo da protagonista, qua Rodriguez però sbaglia, ci mette una pezza a Parisotto con questa ottima uscita e quindi riparte adesso l'Antenore. Rodriguez per due avversari su di lui, poi Grigio cerca di andare avanti per Carraro. Sfuma l'azione dell'Antenore, riparte il San Benedetto. Grigio è bravo a contrastare Litvinuc, a concedergli solo un tiro sbilenco. Sempre 3-2 in questo secondo tempo per l'Antenore, che sta conducendo sul San Benedetto. Tutti i gol arrivati nel primo tempo. Si scalda a bortocampo Crepaldi, dovrebbe essere lui il primo cambio. Rodriguez di tacco, poi Carraro. Rodriguez fa viaggiare Bertotti, lo stop è buono, il tunnel anche, poi non riesce ad andare, sarebbe stato un gol bellissimo. Bravo qua Carraro a fermare il contropiede avversario. Rodriguez largo per Bertotti, va anche ora all'1 contro 1, poi va all'indietro da Grigio che chiede calma. Esce Rodriguez, entra Crepaldi. Crepaldi Carraro, chiede un movimento Carraro che poi serve Crepaldi, che aveva avuto una grande occasione, si era trovato tu per tu con il portiere ma ha calciato fuori. Riparte il San Benedetto. Litvinuc deve andare all'indietro, lancio lungo di Cavajuc che trova la sponda, poi bravissimo Crepaldi a recuperare. Adesso vediamo Grigio, fa viaggiare Bertotti, ottimo il colpo di tacco. Grigio allarga per Carraro che cerca ancora Bertotti, ma c'è un calcio di punizione fischiato dall'arbitro. E quindi punizione per l'Antenore. Anzi no, rimessa laterale, la palla era finita fuori. Crepaldi, 1 contro 1 di Bertotti che salta l'avversario, va con il destro, palla fuori, ma ancora un'ottima conclusione di Bertotti che sta confermando insomma le sue ottime doti offensive. Zecchinato riesce a fermare gli avversari, ma ancora il San Benedetto adesso con Buzza, 1 contro 1 con Carraro. Brava però a recuperare l'Antenore, Cinquino può andare in contropiede, fermato in fallo laterale, la rimessa per l'Antenore. Pronto a rientrare anche Marinaro. Crepaldi, Carraro va con il sinistro, è contratto, ma guadagna la rimessa laterale. Ma Crepaldi alla battuta, Carraro esce ed entra Marinaro. Zecchinato, Crepaldi, c'è largo e riceve Cinquino. Bravo Marinaro, fermato con un fallo e quindi calcio di punizione per l'Antenore. Secondo fallo per San Benedetto. Vediamo se ci sarà ancora uno schema per l'Antenore, non c'è però Rodriguez in campo. Su pallone Marinaro. Fischia adesso l'arbitro. Marinaro va al tiro, sfera termina alta.
Buono lo stop, e il passaggio all'indietro però non altrettanto efficace di Litvinuc, quindi la rimessa è per l'Antenore. 12 minuti di gioco in questo secondo tempo, non si è ancora segnato nella ripresa il punteggio, quindi resta fermo sul 3-2 per l'Antenore Sport Padova. La rimessa però secondo l'arbitro è del San Benedetto. Qualche protesta, l'ultimo tocco ci sembrava dell'Antenore. Crepaldi si lamenta sia con l'arbitro che con un avversario, qualche battibecco. Si continua però a giocare, Cinquino perde il pallone, l'ultimo tocco è il suo. Crepaldi ancora continua a battibeccare con Litvinuc. E i due si scontrano adesso in campo, sbaglia però Litvinuc, Cinquino ne stava per approfittare. La rimessa laterale ora per il San Benedetto. Sbaglia il portiere, Cinquino recupera, è un'ottima occasione, Cinquino forse cincischia un po' troppo. Riesce però a tenere il pallone, poi c'è Crepaldi, può andare alla conclusione, invece allarga per Marinaro, in mezzo Crepaldi, gol! 4-2 dell'Antenore che alla fine riesce ad insaccare con il capitano Federico Crepaldi al 13° minuto. L'Antenore trova il 4-2 con Crepaldi. (4-2) per l'Antenore, che qua è riuscito a sfruttare ancora un'indecisione della difesa che già era stata fatale per il 3-2 di Cinquino. Qua qualche errore di troppo la difesa ospite, questo gol può stare caro per il San Benedetto. 4-2 quindi per l'Antenore. Rimessa laterale adesso per il San Benedetto, che deve recuperare 2 gol di svantaggio. In mezzo la palla colpisce il palo esterno a Parisotto. L'aveva lasciata scorrere, ma ancora il pallone per San Benedetto. È entrato in campo anche Abidar, giovanissimo, classe 2001. Recupera palla a Cinquino, ma c'è Abidar che riconquista il pallone, allarga per Mirto, poi sbaglia però lo stop Gavajuc, quindi la rimessa è per l'Antenore. Cinquino prova a fare tutto da solo, si accentra il tiro, scheggia l'incrocio dei pali e guadagna gli applausi. Si alza il grido Antenore, Antenore dalle tribune del Gozzano, c'è il fallo qua però di Zecchinato. Secondo fallo per i padroni di casa, l'arbitro ha qualcosa da dire a Rodriguez e Crepaldi. C'è stato un cambio, Crepaldi sta discutendo con il direttore di gara e con gli avversari, forse sulle tempistiche di questa sostituzione. Sarà da recuperare qualcosa quando abbiamo già superato la metà del secondo tempo e il punteggio ha cambiato da poco con il 4-2 segnato da Crepaldi. 4 marcatori diversi nei 4 gol dell'Antenore, visto che aveva sbloccato il risultato, ha pareggiato l'1-1 grigio, poi era arrivato il gol di Bertotti. Cinquino ha segnato il 3-2, Crepaldi il 4-2, ancora discussioni a bordo campo con l'arbitro. Il gioco è fermo da quasi un minuto. Vediamo se finalmente si può ripartire. Fischia l'arbitro, c'è il lancio lungo, preda di Rodriguez che però di testa serve un avversario. Mirto fermato, recupera Abidar, ma la rimessa è dell'Antenore. Rodriguez può andare all'1 contro 1, Zecchinato che però si complica un po' la vita, ma guadagna comunque la rimessa. Cinquino, Rodriguez,
indietro per Parisotto. Il lancio lungo e preciso, poteva andare di testa, Zecchinato, difficile da controllare questo pallone. Palla per San Benedetto, sta trovando minuti in campo adesso il giovane Abidar. C'è un fallo di Marinaro, è il terzo dell'Antenore, calcio di punizione del San Benedetto. Era un po' spezzettata in questo secondo tempo, meno emozionante rispetto al primo. Sta difendendo bene l'Antenore, che ha rischiato molto poco questa ripresa. Comunque ha trovato anche il gol del 4-2 con Crepaldi. Mai però considerare finite le partite quando in campo c'è l'Antenore, che è stato protagonista di clamorose rimonte effettuate e subite l'anno scorso. Una stagione, come ricordiamo, trionfale, conclusa dopo un lungo testa a testa con il Leonicena, con la promozione in Serie C1 al primo anno di vita, quindi l'Antenore ha centrato la vittoria. Una società che comunque è nata soprattutto per sviluppare l'Academy, il settore giovanile, e questa doppia formazione calcio 5 e calcio 11 che è un po' il fiore all'occhiello, il tasto sulla quale batte questa nuova società padovana. Ottima l'azione di Zecchinato che strappa gli applausi del pubblico, va sul fondo, poi cerca Cinquino, lo trova con un po' di fortuna, il pallone però finisce fuori, la rimessa per l'Antenore. 18 minuti e 30 secondi di questo secondo tempo tra Antenore Sport Padova e San Benedetto Campalto. Il risultato premia i padroni di casa di Mister Rodriguez, che sono in vantaggio per 4-2. Cinquino, Rodriguez, Marinaro, entra, il tiro fuori, è provato con la punta destra Marinaro, non ha inquadrato la porta. Vediamo se San Benedetto riuscirà a raccogliere energie per cercare di riaprire la partita. Abidar, doppio passo, fermato da Zecchinato, e poi non è lucido Gavajuc, che butta il pallone direttamente in fallo laterale. Cinquino, ottimo il pallone per Marinaro, bravo nella respinta Triboi, bravo anche Rodriguez a fermare l'attacco del San Benedetto Campalto. Mirto cerca un passaggio di prima rischioso, infatti recupera l'Antenore, che poi guadagna la rimessa laterale. La battuta della rimessa laterale va Marinaro, che riesce a guadagnare anche un calcio d'angolo. Sbaglia però la battuta del calcio d'angolo. Attenzione al contropiede del San Benedetto Campalto, bravissimo Parisotto a uscire e a fermare questa azione che poteva essere pericolosa. Batte subito la rimessa il San Benedetto, ma è aggressiva la difesa dei padroni di casa e sbaglia ancora i giocatori in maglia giallo-blu. E quindi l'Antenore, chi si ritrova a gestire, sembrano calate le energie del San Benedetto Campalto, mentre sta ancora correndo molto l'Antenore, anche grazie ai tanti cambi effettuati da Mister Rodriguez. Attenzione, c'è una spinta, l'arbitro dice che è tutto regolare, era caduto a terra in area Zecchinato, l'arbitro ha lasciato correre ma recupera ancora l'Antenore. Zecchinato va da solo, ancora che adesso c'è il fallo, nonostante le proteste c'è il fallo, anche la munizione per Mirto, che era già ammonito, era già ammonito, un gesto di stizza, butta via il pallone, era stato ammonito già nel primo tempo. Doppio cartellino giallo ed espulsione per Mirto. Espulso Mirto quindi al 21esimo minuto e 30. Ci sono gli applausi, forse qua un po' fiscale l'arbitro, ha ammonito anche il portiere. Doppio giallo per Mirto e quindi
Brutta mazzata per San Benedetto Campalto. Quando siamo giunti al 21esimo minuto e 50 secondi. Adesso si fa molto dura per il San Benedetto Campalto. Non ci sono state tantissime proteste a parte quella di Mirto per questa espulsione. C'è Carraro alla battuta del calcio di punizione, va con il sinistro deviato a rete e si iscrive anche Carraro al tabellino dei marcatori. 5-2 per l'Antenore grazie al calcio di punizione vincente di Luca Carraro. E adesso ha una montagna da scalare San Benedetto Campalto, che si trova privo anche di quello che era il suo uomo migliore, Mirto, espulso per doppia ammonizione. Vediamo, 5-2 per un Antenore che ha gestito la partita, potremmo dire, quasi da grande squadra. Ha sofferto un po' all'inizio ma ha sempre tenuto in mano il pallino del gioco. In questa ripresa invece non ha quasi mai rischiato ed è riuscito ad arrotondare il punteggio. 5-2 con 5 marcatori diversi, anche questo farà sorridere mister Rodriguez. Esce adesso proprio l'autore dell'ultimo gol, Luca Carraro, al suo posto Grigio. Bravo qua Secchieri, trova l'1-2 con Zecchinato, poi Grigio, ancora Secchieri, fermato 2 volte e la rimessa è per l'Antenore. Adesso con 3 gol di vantaggio, quando mancano poco più di 5 minuti al termine, probabilmente ci sarà anche un po' di recupero, però l'Antenore sta portando a casa quella che sarebbe la seconda vittoria su 2 partite di campionato, un campionato che sta iniziando con il piede giusto per i ragazzi di mister Rodriguez. Ancora l'1 contro 1, il tiro e la buona parata di Parisotto sulla conclusione di Pervis. Cinquino fa tutto da solo e poi non gli riesce l'ultimo tocco per l'uscita buona anche del portiere. Qua c'è un fallo di Zecchinato che viene ammonito anche lui. Ci sta questo cartellino, è interrotto un contropiede, poteva essere pericoloso ed è il terzo fallo per l'Antenore. Quarto fallo per l'Antenore. Passato il 25esimo minuto di gioco, 5-2 il punteggio per l'Antenore Sport Padova. La battuta del calcio di punizione andrà a Gavajuc. Barriera 2, quella disposta da Parisotto. Vediamo se proverà il tiro direttamente verso la porta. Lascia la battuta ad Abidar, che probabilmente sì, proverà la conclusione, anche se difficile da quella distanza. Vediamo, solo uno in barriera, prova con l'esterno destro, pallone un po' svirgolato che termina ampiamente a lato. Secchieri, entrato anche Scarpulla. Grigio, Secchieri, sinistro, fuori di poco. Guadagna comunque gli applausi Secchieri. San Benedetto comunque non molla, prova a giocarsela fino alla fine. Adesso recupera un buon pallone con Abidar che salta con avversario, va con il sinistro, la parata di Parisotto, ma recupera ancora un Abidar molto caparbio. E poi Gavajuc, doppio dribbling, il tiro però parato da Parisotto. Però sbaglia il rilancio, regala praticamente il pallone
a San Benedetto. Chiama il pressing un po' più alto Grigio. Non vogliono blackout i giocatori dell'Antenore, come dicevamo l'anno scorso ha subito delle rimonte incredibili, ma le ha anche effettuate. La rimessa è per l'Antenore. Ottimo questo cambio di gioco, a trovare proprio Scarpulla che si accentra il tiro, anzi era, scusate, Bertotti. Respinta la sua conclusione. Grigio, Bertotti. Secchieri si gira, allarga ancora per Bertotti, un rimpallo, scarta anche il portiere, poi con la sola il tiro, rete. Doppietta per Bertotti al 27esimo minuto, 40 secondi di gioco. 6-2 per l'Antenore, doppietta per Bertotti, partita in ghiaccio per i padroni di casa. E adesso il risultato sta assumendo proporzioni rotonde, il San Benedetto Campalto un po' crollato in questo secondo tempo dopo aver disputato un'ottima prima frazione di gioco. E adesso mancano meno di 2 minuti, vedremo poi quanto concederà l'arbitro di recupero. Non c'è stato nemmeno un time out in questo secondo tempo, che come dicevamo l'Antenore ha giocato con tranquillità e anche un pizzico di cinismo. La palla è uscita, la rimessa è per l'Antenore. Parisotto allarga il pallone. Ottimo il dribbling di Bertotti, c'è Secchieri che prova a rimetterla in mezzo, perde però il pallone l'Antenore. Bravo Secchieri a recuperare, a sbarrare la strada del contropiede del San Benedetto, che vediamo non riesce a essere incisivo in questo secondo tempo. Ci prova dalla distanza Marcuta, la sua conclusione termina ampiamente a lato. Ancora cambi, esce Secchieri ed entra Marinaro. Proprio Marinaro va l'1 contro 1 ma viene fermato. Vediamo il contropiede del San Benedetto con Abidar. Cerca un gioco di prestigio ma viene chiuso da 2 avversari. Poi Marcuta allarga ancora per Abidar, fermato. Marcuta, attenzione al contropiede adesso dell'Antenore. Grigio c'ha 2 compagni in mezzo, li mette in mezzo, c'è il gol, la tripletta di Bertotti proprio al 29esimo minuto e 40 secondi. 7-2 per l'Antenore, tripletta per Bertotti. E adesso è già scaduto il 30esimo minuto, vedremo l'arbitro quanto farà giocare ancora. Si è perso un pochino di tempo in questo secondo tempo dominato dall'Antenore, che ha segnato 4 gol, non ne ha subito nemmeno uno, ha sfruttato il calo fisico del San Benedetto Campalto per imporre la sua legge, così parte alla grande il campionato della formazione padovana. Recupera ancora palla l'Antenore. C'è un fallo fischiato ai danni di Scarpulla. Grigio, siamo già nel recupero, si aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro per sancire la seconda vittoria su 2 partite dell'Antenore. Il tiro però sbagliato da parte di Scarpulla. Si alzano comunque gli applausi del Gozzano. L'ultimo tiro adesso è del San Benedetto, parato bene da Parisotto. Ancora in avanti San Benedetto, siamo già al secondo minuto di recupero. Abidar cerca di incunearsi, non trova il varco, poi invece è bravo a girarsi Pervis, l'autore del secondo gol. Adesso ancora Bertotti ha l'opportunità di andare a segnare quello che è l'8-2, quella che è un'autorete. Si è aperta con un'autorete e si chiude con un'autorete la partita. 8-2 per l'Antenore, autorete propiziata da Bertotti.
e quindi ha dilagato in questo finale l'Antenore. 3 gol negli ultimi 4 minuti e finisce qui. L'Antenore Sport Padova vince anche la seconda partita del campionato di Serie C2, batte con un rotondo 8-2 il San Benedetto Campalto. La partita è stata in equilibrio soltanto nel primo tempo, chiuso per 3-2, poi l'Antenore Sport Padova ha dilagato sugli scudi Bertotti, autore di una tripletta. Ci sono stati anche i gol di Grigio, di Cinquino, di Crepaldi e di Carraro. Si è finito con un'autorete, è stata una bella partita. L'Antenore ha confermato la propria forza, resta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate con 6 punti e promette di recitare un ruolo di protagonista in questo campionato. Dal Palagozzano quindi è tutto. Antenore batte San Benedetto Campalto per 8-2. Un saluto e un ringraziamento da parte di Stefano Volpe.